buonasera. Iniziamo il consiglio con l'appello. Andiamo. Balliana Mirella. Presente. Bassetto Paolo. Presente. Bevilacqua Silvia. È assente. Arriverà? Arriva. Sì, l'ha scritto. Bortolotto Giulia. Presente. Baraido Fabio. Presente. Braido Giovanni. Presente. Caldarta Antonella, è assente giustificata. Carnelos Graziano, anche lui è assente giustificato. Cutifani Irene. Dareggian Antonio. De Bastiani Alessandro. Presente. Denardi Marta. Errante Lorenzo. Posocco Gianluca, è assente giustificato. Toffoli Thomas. Presente. Tonon Roberto, lo stesso, assente. Assente giustificato. Giuliana Antonella. Scrutatori, sì. Scrutatori: Giuliana, Braido, Fabio, Errante. Grazie. Ci sono comunicazioni? Com'è? Allora iniziamo con una domanda di attualità inviata dalla consigliera Giuliana. Prego. Allora, prima di fare la domanda d'attualità mi permetto di dire che ancora non mi è chiaro che cosa l'amministrazione intenda fare riguardo al nostro più significativo contenitore di spazi espositivi, cioè Palazzo Todesco. Quale programmazione abbia in mente e come soprattutto intenda caratterizzarlo, e cioè intendo dire renderlo... Sì, ma questa non è la domanda d'attualità. Sì, vabbè. Se vuole le leggo il punto preciso. Allora, articolo 24, domanda d'attualità, punto 3. In apertura di seduta il consigliere ha facoltà di illustrare le domande di attualità presentate per un tempo non superiore a 5 minuti. Proseguo, quindi detto questo, certo, è pertinente, assolutamente pertinente la domanda. Detto questo e valutato che invece Palazzo Todesco aveva trovato una sua sede e una sua vocazione importante come sede di mostre fotografiche, perché Vittorio Veneto è città che vanta importanti collezioni e fondi fotografici, e anche considerando che comunque è sicuramente possibile nel cambio di amministrazione, e non c'è nulla di strano, che le idee siano diverse e che si scelgano altri percorsi, io mi domando ora qual è il percorso che voi avete scelto. L'ho chiesto altre volte, mi è sempre stato detto che mi sarebbe stato chiarito, ancora non mi è chiaro. Non capisco quale programmazione abbiate in mente, perché per ora vedo Palazzo Todesco come un contenitore generalista dove è possibile fare di tutto. È collegato alla domanda d'attualità perché io chiedo questo. Premesso che il 24 novembre 2025 appare sulla pagina Facebook del sito web Africa, Uomini, Spirito, Materia la data della prossima mostra di arte tribale africana a Palazzo Todesco,
verificato che in data 13 novembre, con delibera di giunta ad oggetto collaborazione con l'Associazione Veneto Arte, approvazione proposta progettuale, si autorizza la suddetta associazione ad allestire una mostra di opere d'arte tribale africana presso Palazzo Todesco. Io sono a chiedere a che titolo già dal 17 settembre 2025 l'Associazione Veneto Arte ha iniziato sui social a pubblicare le locandine dell'evento. Tale promozione è continuata nei mesi di ottobre e novembre e quindi prima che ci fosse una formale approvazione da parte della Giunta della proposta progettuale presentata dall'Associazione Veneto Arte. Chiedo inoltre di chiarirmi l'aspetto riguardante la vendita straordinaria delle opere presenti in mostra da fare successivamente. Un'ultima cosa, volevo dire che nel verbale di delibera si parla di 4 convegni. In realtà non vedo 4 convegni, casomai 4 conferenze. Ecco, domando chiarimenti riguardo a questo. Grazie consigliere. Risponde. Prego, assessore. A tutti e a tutte, grazie consigliera. Le chiedo un attimo se mi fa la cortesia per capire di cosa stiamo parlando. Nell'ultimo inciso della domanda d'attualità lei cita un discorso relativo alla vendita straordinaria. Sì, volevo capire a cosa si riferisce esattamente, quali notizie ha a riguardo, insomma. Ok, vabbè, riguarderò la delibera allora. Dunque, prendo atto innanzitutto, visto che ha fatto il cappello introduttivo su Palazzo Todesco, ma allora prendo atto della sua posizione. Intanto mi permetto di dire che non è che a Palazzo Todesco ora si faccia di tutto, perlomeno non in senso vagamente dispregiativo come lei lascia intendere. Certamente no, ovviamente, ci mancherebbe altro. La progettualità a Palazzo Todesco in questi mesi e anche nel futuro intende integrare il Palazzo Todesco all'interno della progettualità dell'amministrazione comunale, del comune di Vittorio Veneto, per cui anziché dedicare esclusivamente, come lei pare avesse voluto fare durante le sue precedenti esperienze come amministratrice, e quindi dedicare esclusivamente a una arte, l'utilizzo culturale dello spazio. Ora invece si cerca, di integrare quanto viene proposto nel palazzo ai filoni culturali che a livello di amministrazione comunale si intende perseguire. Quindi quella che secondo lei è un'assenza di programmazione o di unica destinazione del palazzo, ai miei occhi invece è un qualche cosa che cerca di offrire una visione più organica dell'offerta culturale della città. Anzi, io casomai mi sentivo di essere piuttosto critico in precedenza, perché l'utilizzo di uno spazio tanto importante veniva esclusivamente definito in virtù dell'arte che si voleva celebrare e condividere, anziché di un percorso di crescita culturale della città maggiormente strutturato. Sono due visioni, il fatto che siano diverse non implica che la mia sia e la nostra sia inesistente, è semplicemente diversa, per cui questo è un po' il quadro che mi sento di fare in reazione alle sue perplessità.
abbiamo avuto il percorso quest'anno legato al progetto del fotografo Alessandro Bergamini, che si inseriva all'interno del concetto di resistenza. Abbiamo poi avuto un'esperienza legata al 100° di una importantissima, direi, realtà associativa della città, che è il Club Alpino Italiano. In questi mesi stiamo lavorando sul percorso culturale legato al gemellaggio con Crisiuma, e quindi giustamente anche il Palazzo Todesco diventa integrato all'interno di questo filone. Oggi abbiamo questa importante esposizione che è oggetto della domanda di attualità, che cerca, voglio dire, anche insieme ad altri eventi che sono stati organizzati da noi o da altre associazioni, di cercare di dare, come dire, una visione, se vogliamo, anche globale, legata alle differenze identitarie e all'incontro fra culture. E insomma già oggi a mezzo stampa sono uscite alcune anticipazioni relativamente al percorso che ci porterà ad ospitare le Olimpiadi, quindi con ulteriori iniziative che vedranno il Palazzo Todesco come protagonista. Quindi ecco, e ne verranno altre già in programma, per cui non mi sento sinceramente di non avere una linea, anzi grazie per darci l'occasione per ribadire tutti questi aspetti. Per quanto riguarda la sua domanda di attualità, dunque, innanzitutto, allora, il percorso di programmazione dell'esposizione che si inaugurerà il 6 dicembre, Africa, Uomini, Spirito e Materia, è stato avviato da una direttiva di giunta, la numero 77 dell'11 giugno, che quindi inseriva in calendarizzazione questa esposizione. Ovviamente lei ben saprà che ci sono, voglio dire, diverse interlocuzioni che preparano una deliberazione di giunta, quindi chiaramente il percorso era stato adeguatamente condiviso con gli uffici comunali già 3 mesi prima rispetto alle prime comunicazioni a mezzo social che lei ha notato e che ora riporta qui in Consiglio Comunale. L'associazione che si occupa dell'organizzazione ha ritenuto opportuno, anche ai fini comunicativi, avviare una promozione, chiaramente in assenza di una delibera che è stata approntata un paio di settimane fa, fermo restando che il percorso era già stato, voglio dire, avviato l'11 di giugno. Quindi da questo punto di vista noi non possiamo, voglio dire, intervenire su decisioni che sono dell'associazione, se vogliono voglio dire, avviare un percorso di questo tipo a livello promozionale. Noi abbiamo voglio dire, seguito il normale calendario e siamo arrivati quindi a deliberare rispetto a una decisione già formalizzata l'11 giugno del 2025. Per quanto riguarda invece il suo cenno alla vendita straordinaria, noi abbiamo delle comunicazioni protocollate dai nostri uffici e che riportano che la vendita di oggetti artistici non avverrà ovviamente in momenti né in orari di apertura né collegata, diciamo così, all'esposizione, ha finalità sociali e quindi non a scopo di lucro, e comunque viene ribadito avverrà comunque in tempo e luogo diverso da quelli della mostra. Quindi anche da questo punto di vista ci sentiamo insomma di non avere alcun problema in tal senso. Cioè, questo a cui si riferiva con la sua domanda di attualità. E basta, mi pare di aver risposto alle varie perplessità. Grazie. Prego consigliere per dichiarare la soddisfazione o meno. Soddisfazione può avere un consigliere nel sentirsi dire
che ancora prima che ci sia una delibera di giunta che approva la collaborazione con un'associazione per un percorso progettuale, l'associazione liberamente inizia il suo percorso. Allora, se lei mi dice che questo è il vostro modus operandi, l'avete sentito tutti, anche voi consiglieri, non so se ne eravate a conoscenza. Non è così che ci si muove. No, non posso essere soddisfatta. Ho scoperto poi che non sapeva neppure, per carità, lei era presente in videoconferenza, magari le sarà sfuggito il giorno 13 dell'11, ma la domanda che lei mi ha fatto non sapeva neppure di questo discorso della vendita, probabilmente gli è stato fatto vedere ora. Insomma, io le direi di controllare le delibere che vengono dove c'è anche il suo nome. No, non sono soddisfatta di quello che ho appreso, per nulla. Ok, non... Se viene fatto rimarcare la mia mancata conoscenza, chiedo scusa, però allora cerco di... No, non è previsto. Interviene sul bilancio, quando interviene sull'obbligazione di bilancio. Non è previsto. Grazie, passiamo alle comunicazioni, vediamo se ci sono comunicazioni. Non ci sono comunicazioni, quindi passiamo al punto secondo. Bilancio di previsione triennio 2025-2027, variazione numero 8. Prego, Assessore De Antoni. Buonasera, illustro brevemente questa delibera, che è una delibera che in quasi tutti i consigli comunali viene presa entro il 30 novembre come prevede la legge. È una delibera un po' che aggiusta i diversi capitoli in relazione a quelli che sono stati, diciamo, gli impegni di spesa e a quelli che sono anche le eventuali, diciamo, entrate che durante l'anno si sono formate e che non sono state riprese nelle precedenti delibere di variazione di bilancio. In commissione abbiamo illustrato dettagliatamente, diciamo, tutti i dati e avevamo concordato appunto di riprendere qui in consiglio con i dati un po' riassuntivi che vi riporto brevemente. Chiaramente c'è una parte di variazione di bilancio riguardante le entrate di parte corrente che assommano complessivamente a 43.000 euro. I rotti non li leggo, ma penso che per guadagnare un po' di tempo. E per quanto riguarda invece questi 43.000 euro, 26.000 riguardano un rimborso dell'ufficio unico di avvocatura e 16.000 sono dei contributi ministeriali per la biblioteca e il sistema bibliotecario vittoriese. Per quanto riguarda le spese correnti, il totale complessivo delle spese di parte corrente sono 68.000 euro, quindi sono cifre anche abbastanza modeste, e le voci sono numerose, comunque 6.700 per ristorazione scolastica e asilo nido, 700 euro per contributi a attività culturali e borse di studio, 1.000 euro per trasferimento all'ambito sociosanitario per cofinanziamento dei progetti invecchiamento attivo, 18.000 per contributi minimo vitale, 5.800 per trasferimento all'USL di minori in tutela, 1.000 euro per l'IRAP, 12.000 euro per acquisto materiale per la biblioteca, 4.500 euro per spese per il funzionamento del servizio bibliotecario vittoriese, 3.684 euro per spese della promozione della biblioteca, 2.500 assistenza software in uso alla polizia locale, 500 euro spese di gare d'appalto, 16.000 maggiori spese per la gestione del calore, 700 euro per maggiori spese energetiche, 1.800 euro per spese di manutenzione ordinaria e scarica di Forcal, 8.000 euro per spese per inventario, operazione propedeutica, la contabilità accrual. Le maggiori voci in diminuzione riguardano invece 6.660 euro per risparmio dai centri estivi e per l'Innovation Lab e 28.000 euro per risparmi di spesa nel settore sociale. Quindi complessivamente le due voci si pareggiano, perché quando poi vedrete l'applicazione dell'avanzo di amministrazione c'è una quota di 25.000
0,96 euro che erano accantonate per spese correnti nell'avanzo di amministrazione e vanno quindi a rendere in pareggio le entrate e le spese correnti. Per quanto riguarda invece le entrate in conto capitale, le spese in conto capitale, le maggiori spese riguardano 120.000 euro per l'acquisto del patrimonio letterario e iconografico del librettista Lorenzo da Ponte, 30.000 per il DIP, che sarebbe per il DIP dell'illuminazione pubblica, che è il documento di indirizzo alla progettazione dell'illuminazione pubblica, 130.000 euro per lavori sui mobili dell'ex caserma Gotti, poi ci sono, scusate che ho perso il segno, 15.000 euro per lavori di recupero dell'efficientamento energetico del museo Bacco da Seta, 40.000 lavori straordinari di messa in sicurezza della discarica di Forcal. Ci sono poi delle minori spese che riguardano 15.000 euro manutenzione straordinaria del Teatro da Ponte, 10.000 per realizzazione di struttura coperta per manifestazioni sportive e 15.000 euro per interventi su edifici di interesse culturale. Come dicevo, abbiamo applicato una parte dell'avanzo di amministrazione disponibile per 335.000 euro e una parte dell'avanzo accantonato per spese correnti di 25.096. Questo velocemente è tutta la parte che riguarda questa variazione di bilancio, che come dicevo è una variazione che in qualche modo tiene conto di quello che è successo nell'ultimo periodo e in qualche modo cerca di evitare il più possibile, insomma, che le somme che sono ancora disponibili vadano poi a finire nel conto consuntivo come avanzo di amministrazione. La delibera chiaramente nel dispositivo approva la variazione di competenza e di cassa del bilancio di previsione e dà atto che vengono rispettati i vincoli di utilizzo dell'ente, che viene mantenuto il pareggio finanziario e gli equilibri di cui agli articoli vari e quindi che il fondo di cassa è assolutamente non negativo. Questa è in poche parole la delibera di variazione di bilancio che vi sottopongo per il vostro esame. Grazie. Allora l'assessore ha illustrato la delibera. Apro la discussione. Prego, consigliera Uliana. Allora, nella spesa parte conto capitale emergono questi 120.000 euro per l'acquisto del patrimonio letterario e iconografico del librettista Lorenzo da Ponte, cosa di cui si era già abbondantemente parlato il 24 del 4, quando avevamo discusso l'atto di indirizzo politico in merito all'acquisizione. In quel contesto io ricordo che avevo chiesto lumi soprattutto circa un punto fondamentale, secondo me, del considerato, e cioè dove si diceva che rispondente all'interesse pubblico della città, far sì che un patrimonio culturale di tale entità e valore resti a Vittorio Veneto, collocandolo in un luogo adatto a renderlo fruibile al pubblico, nonché a valorizzarlo nei modi più idonei, costruendo su di esso esperienze didattiche, progetti editoriali, attività culturali e teatrali. Ricordo che all'epoca avevo chiesto quale poteva essere questo luogo idoneo e che tipo di progettualità si intendeva mettere in cantiere per la valorizzazione di questo fondo e quindi la necessità del suo acquisto. All'epoca non mi fu risposto, allora io torno oggi a chiedere, visto che l'acquisto del fondo dovrà avvenire inevitabilmente entro il 31 dicembre, chiedo se prima di tutto è stata fatta un'ulteriore perizia, visto che sempre in quel documento veniva sottolineato che si intraprendeva il percorso di trattativa previa verifica della congruità del prezzo di acquisto proposto. Quindi è stata fatta un'ulteriore perizia? Se sì, di che cosa si è trattato?
quali risultati ha portato, e soprattutto dopo l'acquisto di questa biblioteca da Pontiana, che sappiamo è costituita da 900-950 titoli. Il luogo avete deciso dove verrà collocata? Perché nella stampa locale si parla di un centro studi, quindi benissimo, mi fa molto piacere, internazionale, e quindi si legge che non verrà infilato all'interno di scatoloni in qualche buco dei musei o degli archivi, ma verrà sicuramente valorizzato. Allora, io sono a chiedere, siccome di questo sarei molto felice, mi farebbe molto piacere, sono a chiedere dove verrà collocato e quando e da quando sarà consultabile, e poi soprattutto chi curerà la fruibilità per il pubblico, per gli studiosi del fondo. Intendo anche concretamente nel senso dell'apertura al pubblico, della custodia, della presenza durante la consultazione dei libri. Sarà un personale del comune o si dovrà pensare ad altro? Questo secondo me è un punto fondamentale, perché nel momento in cui si va ad acquisire un patrimonio di questo genere, credo che si dovrebbero avere le idee molto chiare sul percorso da intraprendere, ma soprattutto che queste idee dovrebbero essere condivise con la città, cosa che non è ancora avvenuto, perché leggiamo qualche mezza parola sui giornali, ma non sappiamo nulla di più. Quindi io sono davvero a chiedere come intendete fare, e soprattutto ho letto il protocollo d'intesa tra i due enti, l'università e il comune, se sarà quindi l'università ad occuparsi di questo, e questa collaborazione scientifica e istituzionale tra i due enti in che cosa poi verrà a concretizzarsi, perché ho letto il protocollo d'intesa, ci sono dei punti che ritengo siano abbastanza fumosi, poi per carità sappiamo tutti che cos'è un protocollo d'intesa, ma c'è una parte per esempio che riguarda la riservatezza. Insomma, io mi domando se si tratta di un archivio del KGB o di che cos'altro. Sappiamo benissimo come devono essere tutelati e valorizzati i libri antichi. E poi questo discorso di specificare che non ci sono in questa fase spese a carico del comune, ma queste verranno rinviate a specifici accordi attuativi da stipularsi di volta in volta in base alle singole iniziative. Ecco, mi piacerebbe avere un po' le idee più chiare su tutti questi aspetti. Grazie. Grazie, vediamo se ci sono altri interventi. Prego, consigliere D'Arè. Grazie Presidente, buonasera. No, chiedo i 30.000 euro del DIP, illuminazione pubblica. Questo sono 30.000 che voi, che lei assessore, ha chiaramente messo nel piatto per una discorso di fattibilità. Quindi vuol dire che il project che c'era in atto dell'amministrazione precedente lei lo ha cassato. Mi dia una risposta, grazie. Grazie. La parola al consigliere Bassetto, prego. Grazie Presidente, solo una domanda. Forse mi è sfuggita l'altro giorno in Commissione Bilancio.
15.000 euro di interventi su edifici di interesse culturale. Riuscite a specificarmi di cosa si tratta? Grazie. Poiché non ho altre richieste di intervento, se nel frattempo gli assessori vogliono rispondere, si prenotino. Allora risponde l'assessore De Antoni, immagino alla richiesta del consigliere Darè. Sì, una precisazione anche alla consigliera Uliana. Noi adesso, a seguito anche dell'atto di indirizzo che, come ricordava lei, con delibera di Consiglio Comunale si era espresso il Consiglio, no, per l'acquisto di questo patrimonio librario, noi adesso ci mettiamo i soldi, no? I soldi quanti sono? Sono 120.000, come diciamo era già emerso nei mesi scorsi, ma soprattutto a seguito del parere di congruità che è stato espresso dal tecnico esperto che noi avevamo indicato. Quindi i soldi sono lì e adesso diciamo dovremo procedere alle ulteriori trattative, alla trattativa finale, insomma con la stipula del contratto, eccetera. Quindi noi adesso abbiamo voluto mettere in bilancio queste risorse per confermare quello che era l'impegno preso in Consiglio e adesso diciamo ci sono le procedure e anche la parte diciamo progettuale per quanto riguarda l'utilizzo le richieste che faceva lei prima, che adesso poi l'assessore alla cultura chiarirà. Per quanto riguarda la richiesta del consigliere Darè, come abbiamo cercato di spiegare anche durante la commissione, questo DIP è un documento di indirizzo progettuale, riguarda appunto gli impianti di illuminazione pubblica. Su questo tema, come ha ricordato il consigliere, c'era un avvio di project financing che la precedente amministrazione aveva avviato, quindi arrivando anche alla presentazione da parte di una società di una proposta di massima per avviare questo project. Dagli approfondimenti che abbiamo fatto e diciamo che adesso vogliamo verificare anche con questo documento, dagli approfondimenti che abbiamo fatto, l'investimento a carico dell'amministrazione e le modalità con cui questo finanziamento quest'opera poi viene realizzata non rispecchia esattamente quelle che sono le nostre necessità. Il primo tema è quello dell'onere di concessione, che è diciamo elevato e che incide principalmente completamente sulle spese correnti, dove, come lei sa bene, anche per quanto è successo nelle precedenti amministrazioni, le entrate correnti con difficoltà riescono a soddisfare tutte le spese correnti che abbiamo, che riguardano il personale e tutte le cose che sapete. Quindi questo è un aspetto. Il secondo aspetto è che il project financing comunque si limitava all'efficientamento energetico degli impianti di illuminazione, diciamo considerando la parte apparecchi illuminanti, quindi la modifica chiaramente, la sostituzione con apparecchi a LED e poi tutta la parte di, come si può dire, di gestione da remoto di tutti gli impianti. Nel nostro caso purtroppo oltre alla sostituzione degli apparecchi illuminanti, dei corpi illuminanti, c'è anche un grosso lavoro da fare sulla parte strutturale, quindi sui pali di illuminazione, sui pali e sulla parte anche diciamo di collegamento elettrico di tutta la rete. E quindi questo tema comportava un ulteriore investimento da parte nostra, quindi in questa fase abbiamo pensato di fare questa verifica sfruttando appunto un tecnico nominato da noi per verificare se quanto abbiamo appreso, se non come amministratori solamente ma anche come ufficio, se come approfondito, insomma se questo project financing può andare avanti con grosse riserve dal punto di vista della spesa corrente, oppure se possiamo trovare una soluzione diversa, tant'è che nel bilancio, nel piano delle opere pubbliche che verrà portato all'esame del Consiglio, nel prossimo Consiglio Comunale, quello che approverà il bilancio, abbiamo previsto come primo investimento 500.000 euro per interventi diretti sugli impianti di illuminazione pubblica. Quindi l'orientamento da parte dell'amministrazione e degli uffici, ribadisco degli uffici anche dal punto di vista tecnico, è verso un
abbandono del project financing e diciamo un intervento diretto da parte dell'amministrazione con i nostri uffici. Prima di decidere una cosa così importante, comunque ci vogliamo avvalere di un riferimento, di un ulteriore supporto tecnico per dare dare concretezza e dare anche, diciamo, verificare insomma che questa nostra idea, questa nostra proposta possa essere dal punto di vista anche economico realizzata. Sì, il consigliere Bassetto mi fa una domanda mettendomi leggermente in difficoltà perché sono interventi di edifici di interesse culturale, devo andare a recuperare l'allegato che ho qui e che ormai ho cominciato a rispondere. Intanto passo la parola all'assessore. Adesso vado a vedere, ma c'è scritto. Passo la parola all'assessore dalla cultura per completare la risposta alla consigliera Uliana e nel frattempo trovo il capitolo dove è riportato. Non me lo ricordo, sì, non lo avevo visto in dettaglio. Credo di aver risposto a tutti. Grazie Assessore De Antoni, la parola all'Assessore Padoan, prego. Grazie. Ma allora intanto per chiudere il discorso di prima, perché insomma credo che non sia mai bello quando si viene accusati di non conoscere le materie, poi magari è anche vero per l'amor di Dio, però ecco, diciamo che è una come dire, una modalità molto poco elegante, ecco, di portare avanti le critiche, consigliere Uliana, perché nel momento in cui io vengo in consiglio, mi preparo su una domanda di attualità che peraltro di attualità molto poco, perché si tratta di, voglio dire, di fatti che risalgono almeno a 2 mesi fa. No, chiedo scusa, può anche sorridere, però cito quello che lei ha scritto. E mi preparo, lo cito correttamente, l'ho citato correttamente, mi permetto anche di appunto confrontarmi con gli uffici per ricercare gli scambi avvenuti attorno all'organizzazione di questa mostra, recuperando ovviamente con precisione gli scambi che trattavano del tema di questa appunto cosiddetta vendita straordinaria, e mi ritrovo ad essere accusato di non sapere di che cosa si sta parlando. Ecco, questo è abbastanza scorretto, devo dire la verità, così come è scorretto anche far passare l'idea che si lavori con, come dire, con approssimazione, perché se una giunta in una riunione avvia tramite una direttiva un percorso, ok? Implica ovviamente l'avvio di tutta una serie di interlocuzioni con le associazioni che collaborano poi alla concreta realizzazione di un'iniziativa. E nel momento in cui l'associazione, ripeto, in modalità del tutto autonoma sceglie, tra virgolette, diciamo così, a propria responsabilità di avviare la promozione, questo non implica in nessun modo una negligenza da parte dell'amministrazione comunale. Quindi chiedo scusa, però veramente mi pare soprattutto, guarda, ma poi potete anche replicare su questo, e mi permetto anche di sottolineare che queste sono situazioni che possono, voglio dire, come, scusi? Ha visto loghi nella comunicazione, avremmo immediatamente stoppato, chiedo scusa. Sono loro che non dovevano, casomai. Chiedo scusa, io le sto anche dicendo però che esiste un percorso avviato tramite una direttiva di giunta a questo percorso, ok? Non è una cosa che nasce dall'assenza di un quadro. Detto questo, poi mi potrà rispondere nuovamente, ok? Io credo sinceramente che vi sia, come dire, anche un tentativo di
creare, diciamo così, una sorta di fumus attorno a un'iniziativa che invece è chiara. Torno sulla questione della variazione di bilancio. Allora, innanzitutto ovviamente, come ha risposto l'assessore De Antoni, sì, è stata eseguita ovviamente una perizia di congruità che appunto attesta la piena congruità della valutazione che era stata inserita in proposta d'acquisto all'amministrazione comunale. E ovviamente la variazione, come ha detto anche l'assessore De Antoni, serve per poter portare avanti la chiusura, diciamo così, dell'operazione. E nel precedente Consiglio Comunale, lei ha citato il 24 aprile, se non sbaglio, giusto? Sì, del Consiglio Comunale, quando discutemmo, insomma, in sede di approvazione dell'atto di indirizzo del percorso, io ricordo che soprattutto dal suo gruppo, diciamo così, c'erano state delle critiche riguardo all'assenza di progettualità attorno a questo percorso, e che credo nel tempo siano state adeguatamente, voglio dire, a cui abbiamo dato adeguatamente risposta, nel senso che abbiamo avviato un percorso in collaborazione anche con la Regione Veneto, attraverso l'inserimento dei progetti legati alla figura di Lorenzo da Ponte, che stiamo vedendo in quest'anno e che vedremo anche l'anno prossimo, appunto tramite l'inserimento all'interno dei grandi eventi della Regione. Abbiamo quindi avviato un percorso molto concreto su cui abbiamo lavorato tanto e stiamo lavorando tanto, e al fine appunto di portare avanti una progettualità solida, legato anche ovviamente all'acquisizione del fondo, anche per motivare, se vogliamo, l'importanza di questa mossa che l'amministrazione comunale ha deciso di fare su indirizzo del Consiglio Comunale, e che mi permetto di dire è, voglio dire, un passaggio di cui già vedremo i primi segni già quest'anno, in realtà, poi con l'esposizione che è prevista in Galleria Civica con inaugurazione il 20 dicembre, con il protocollo d'intesa che lei stessa ha citato. Protocollo d'intesa che evidentemente rimanderà poi accordi attuativi anche per definire le singole iniziative che verranno portate avanti. Protocollo d'intesa che, mi permetto di dire, non ha nulla di riservato, di segreto. Lei magari un po' esagerando, ecco, diciamo così, cita l'articolo, dov'è qui? L'articolo 5, esatto, in cui si scrive che tutti i dati, documenti e ogni altro materiale che verranno scambiati tra le parti in esecuzione del presente protocollo d'intesa e contrassegnati dall'apposita leggitura riservato, confidenziale o con simile leggenda dovranno essere considerati come informazione riservata. Chiedo scusa, però questi sono articoli, No, mi rivolgo a lei e anche al consigliere Darè. Voi in questo anno e mezzo, io penso di non aver mai interrotto nessuno, perché se si sfora di un minuto o due, mi sembra che insomma ci troviamo una volta al mese, e non ho mai fatto preferenze né per una parte né per l'altra. Ci sono le registrazioni della tenda TV, possiamo verificarle. Prego. No, chiedo scusa anche perché veramente sono stato bloccato a 8 secondi dopo il gong, quindi insomma, vabbè, mi pare un po' fiscale. Comunque l'articolo 5 che lei cita sono, voglio dire, come dire, clausole standard che vengono riservate in qualsiasi tipo di protocollo, quindi non vedo, cioè, la preoccupazione riguardo all'opacità del protocollo, e tantomeno si è riferito a quell'articolo. E infine, per quanto riguarda la collocazione, che è sicuramente importante, così come le questioni che solleva relativamente alla custodia, allora abbiamo delle idee già in fase ampiamente vagliate. Non crediamo sia giusto ora anticipare,
perché mancano ancora alcuni dettagli che vanno definiti, però abbiamo sicuramente la risposta a quella che è la sua preoccupazione, quindi un luogo di pregio, un luogo adatto anche alla funzione di centro studi. Dobbiamo ancora fare le ultime verifiche, però mi sento di dire che anche da questo punto di vista, insomma, assicurare che anche da questo punto di vista si avrà una soluzione assolutamente degna dell'importanza del patrimonio che la città si accinge ad acquisire. Grazie. Grazie. Allora, i consiglieri gli assessori hanno risposto. La tecnica per il consigliere Bassetto, prego, prenoti. Sì, mi scuso che non avevo sotto mano il documento, erano praticamente questa posta di bilancio è relativa alla missione tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali, sono 15.000 euro di maggiori lavori nel Museo del Bacco da Seta a seguito del parere della sovrintendenza che nel darci parere favorevole ha prescritto che le tubazioni siano realizzate in rame e questo ci comporta questi 15.000 euro di spesa in più. Sì, ho capito che questa importante mostra dell'Africa che vedo qua il 6 dicembre, quindi San Nicolò, è un dono alla cittadinanza e quindi grazie, ringraziamo per questo. Entro nel merito però del discorso dell'intervento per quanto riguarda l'illuminazione, che è quella che mi piace di più. Credo che 500.000 euro non faccia tante cose se nel suo intento vuole cambiare fari, illuminazione, cavidotti e quant'altro. Credo che questo riguardi una piccola parte della città, perché sappiamo benissimo quanti sono i punti luce, sappiamo benissimo le difficoltà che ci sono nella manutenzione di tutto ciò. Credo che alcune aree, forse con un project, si poteva, scegliendo chi volete, attenzione perché il project poi si va a gara, chiaramente non è che ho delle indicazioni particolari, però credo che questo fosse un intervento che la città abbia bisogno. Ci sono delle vie che sono sinceramente estremamente pericolose. Attenzione, non è che si fa questi interventi in un'amministrazione, sono interventi che è una manutenzione comunque ordinaria che viene fatta all'interno del Consiglio Comunale dalle varie amministrazioni che si succedono. Quindi credo che prego che ci sia una valutazione anche prima di cancellare, diciamo, perché ci sono delle aree magari che si possono fare cambiando solo, diciamo, l'illuminazione, altri no, altri vanno sicuramente prese in considerazione con il cambio, diciamo, proprio di tutto l'impianto dell'illuminazione. Quindi questa è la mia preoccupazione. Poi per il resto credo che insomma è una manutenzione che viene fatta e si deve fare, però ci sono alcuni punti che potrebbero essere migliorati solo con il cambio, quindi farlo anche parziale credo che possa essere utile per tutti. Prego, consigliera Uliana. Sì? Sì, hai 5 minuti di replica. Bene. Allora, io mi rivolgo all'assessore Padoan dicendo che è abbastanza curioso, assessore, come ogni volta che io intervengo lei prende i miei interventi per critiche. Io sto semplicemente facendo quello che è il mio ruolo e il mio dovere di consigliere di minoranza, cioè osservo quello che voi fate, faccio delle domande per avere delle risposte che chiariscono a me, prima di tutto, ma soprattutto alla città, quello che viene fatto e come vengono spesi i denari dei cittadini. Quindi non sono critiche a lei, assolutamente,
sono tentativi di venire a conoscere più a fondo quelli che sono i movimenti, le scelte e le decisioni della Giunta. Poi ogni volta rimango delusa perché anche in questo caso lei non mi ha assolutamente risposto. Allora devo fare invece i complimenti all'assessore De Antoni, che è stato molto più chiaro. Mi ha detto: noi ci mettiamo i soldi. Bene, a questo siamo, noi ci mettiamo i soldi. Tutto il resto deve ancora venire. Quindi io non ho capito, noi, la città, non ha capito. La congruità mi ha detto che è stata fatta un'ulteriore perizia e ci fidiamo sul fatto che il prezzo sia congruo. Non abbiamo capito perché probabilmente non siete ancora riusciti a mettere a punto questa strategia per riuscire a trovare un luogo dove collocare questo ingente, prezioso materiale. La mia preoccupazione, anche da appassionata di questa materia, è che venga stipato all'interno di scatoloni e infilato da qualche parte fino a quando non ci sarà un luogo degno per poterlo accogliere. E poi lei mi risponde che le mie critiche sulle progettualità, io ho ben visto quello che state facendo intorno alla figura di Da Ponte e mi fa piacere che la città si stia muovendo in questo senso, ma io non mi riferivo alla progettualità sull'organizzazione di mostre, convegni, concerti, eccetera. La progettualità della quale volevo aver contezza e chiarezza era quella riguardo alla destinazione, all'uso, alla fruizione di questo fondo che stiamo andando ad acquistare. Grazie. Bene, se non ci sono allora do la parola al secondo intervento del consigliere Paolo Bassetto. Consigliere Bassetto. Grazie. Ma le anticipo che non ho domande, faccio solo una considerazione politica. Come politica era la domanda di prima. Questo mi sento di dire, allora, non era mio intento mettere in difficoltà l'assessore De Antoni, ovviamente. Presidente, non era una domanda tecnica, ma politica, perché l'atto è un atto di indirizzo politico. La mia domanda era dove andavano stanziati i soldi e quindi le risorse del comune, non era una considerazione tecnica. E mi soffermo un istante sui 120.000 euro del fondo Zagonel, cosiddetto fondo Zagonel, fondo da Pontiano, comunque quello relativo al patrimonio librario che il comune andrà ad acquistare. Intervengo soltanto per ribadire quanto ho detto nella seduta del 30 aprile scorso, quando abbiamo deliberato l'atto di indirizzo. Lo faccio per ribadire la mia opinione, che è quella che si tratta di un patrimonio per la città e dunque dal mio punto di vista è sicuramente un punto a favore l'acquisizione. Rimarco però quanto già detto in allora, siccome oggi c'è lo stanziamento di bilancio, vuol dire che a stretto giro si arriverà all'acquisizione. Credo che il patrimonio debba essere, sto riprendendo il verbale della volta scorsa per vedere quello che avevo esattamente detto, che intendo riproporre. Se il patrimonio verrà acquisito dovrà essere debitamente conservato, dovrà essere debitamente valorizzato e dal mio punto di vista dovrà rimanere nella città di Vittorio Veneto. Dovrà essere messo a disposizione degli studiosi e dovrà essere messo a disposizione della collettività. È un patrimonio importante e dunque mi auguro
che la collettività ne possa beneficiare. Grazie. Allora, adesso sarebbero finiti i giri di interventi. Vedo che ci sono i due assessori che chiedono di intervenire, immagino per precisare richieste dei consiglieri. Prego di essere più succinti possibile e do la parola all'assessore De Antoni. Velocissimamente. Allora, per quanto riguarda il consigliere Darè, il project financing, come ha detto lei, è sicuramente un progetto da prendere in considerazione. L'abbiamo preso in considerazione, siamo fortemente preoccupati perché il costo degli oneri di concessione per 15 anni sono molto importanti e vanno a toccare le spese correnti. Noi stiamo già facendo dell'efficientamento energetico sostituendo le vecchie lampade con lampade a LED, quindi da poco ne abbiamo comprate mi sembra 150, e quindi il problema dell'impianto di illuminazione è che per metterlo in sicurezza e per garantire il raggiungimento di tutti i pali che ci sono, di tutte quindi le zone di illuminazione, dobbiamo investire anche sulla parte della struttura dell'impianto, e quindi con questo documento, con questi soldi che abbiamo messo in bilancio, vorremmo intanto intervenire su quello e poi se possibile procederemo anche all'efficientamento in parte con le risorse messe, o se decideremo alla fine formalmente di respingere la proposta di project financing andremo avanti con le nostre risorse. In questo momento è in discussione ancora questo aspetto. Solo un appunto, consigliere Uliana. Sì, io ho detto che con questo volevo rispondere noi in maniera, come me l'ha fatta dire lei, ma dico noi con questo documento io rispondo all'aspetto del bilancio, cioè i soldi adesso li mettiamo. Chiaramente poi l'assessore alla cultura le ha spiegato cosa intende fare. Io eviterei di ripetere questo discorso degli scatoloni di libri, no? Perché è meglio metterci una pietra sopra, perché lasciamo stare. Ha capito, no? Penso che abbia capito. Sì, però non sono solo perché se scusate, solo per capirci, se mettiamo solo le lampade e basta, dobbiamo il project financing per fare il capitolo, dobbiamo fare di nuovo. È la prima cosa da fare. Bene, questo può essere oggetto di confronto in commissione. Vedo che ha chiesto la parola l'assessore Padoan, raccomando anche lui se può essere il più succinto possibile. Succintissimo. Allora, consigliera, guardi, massimo rispetto da sempre nei confronti del ruolo dei consiglieri comunali, ovviamente, e tanto più quelli di minoranza, perché quello che lei ha detto è assolutamente corretto. Non, voglio dire, la invito a non scendere, ecco, sul personale, con considerazioni riguardo al sottoscritto, riguardo agli approcci che il sottoscritto ha nei confronti delle richieste, perché io, voglio dire, sono appassionato di politica, si cerca di farla, si ragiona in termini politici. Quando io mi sono permesso di citare la precedente seduta di consiglio con le critiche che erano state avanzate relativamente alla mancanza di progettualità, peraltro le dico, ricordo benissimo di aver detto il gruppo politico di cui lei fa parte, perché io cerco di ragionare in questi termini, e tra l'altro le posso dire che non era nemmeno stata lei a esporre questo tipo di critica in quella sede. Si cerca di fare politica, ovviamente rivolgendosi al Consiglio Comunale e voglio dire, sia tramite i verbali sia tramite le dirette televisive ai cittadini, per cercare di fare chiarezza. Tutto qui. Lei chiede chiarezza, io cerco di darla. Se le mie risposte le paiono evasive è perché non abbiamo ancora tutti i dettagli da dare, e sarebbe imprudente e quindi irrispettoso
anticipare in questa sede, oltre che sbagliato, scelte che verranno definite a breve. Il discorso di Da Ponte e del progetto da Pontero l'ho citato proprio perché io ricordo che in quella seduta di consiglio mi ero permesso di rispondere al suo collega che avevamo delle idee e nel giro di pochi mesi queste idee sono state portate avanti, per cui si cerca di rimanere evasivi pur sapendo di essere, voglio dire, in un percorso di lavoro molto, molto, molto serrato, non si anticipa nulla, non si vende la pelle dell'orso con anticipo, però si cerca di annunciare e di anticipare quanto più è in disposizione dell'amministrazione comunale, tutto qui. E poi mi rivolgo al consigliere Bassetto ringraziandolo del memento, ma io credo che sia assolutamente condiviso che il patrimonio sia, come dire, ovviamente in primis della città e quindi deve essere usufruibile e al tempo stesso, appunto tramite anche il protocollo d'intesa che citava la consigliera collega, ovviamente si cerca di inserire, no, il patrimonio, fermo restando la proprietà, fermo restando il luogo, però inserirlo a livello promozionale e divulgativo all'interno di reti di studiosi che possano poi eventualmente costruirci dei progetti scientifici o divulgativi, però chiaramente sede e proprietà sono indiscutibilmente del Comune di Vittorio Veneto, così come anche l'accessibilità dello stesso. Grazie. Grazie. Vediamo se ci sono altri consiglieri che vogliono intervenire, altrimenti non vedo altre prenotazioni, chiudo la discussione. Apro la votazione. Dichiarazione di voto, se qualcuno vuole fare la dichiarazione di voto. Nessuno? Apro la votazione. Chiusa la votazione, favorevoli 9, contrari 4. Votiamo l'immediata esecutività. Chiudo la votazione. 9, contrari 4. Passo al punto numero 3, variante numero 2 al piano degli interventi per la riclassificazione urbanistica di un'area in zona industriale a San Giacomo di Veglia tra la linea ferroviaria e la futura viabilità di accesso sottopasso di via Callarga. Illustra la delibera l'assessore Dus. Buonasera.
Sì, illustro brevemente la delibera, poi passo la parola alla dirigente del settore tecnico, l'architetto Maddalosso. Questa è la seconda parte di un percorso avviato già alcuni mesi fa riguardante una variante urbanistica di un'area industriale a San Giacomo di Veglia. Questa qui è siamo nella fase di approvazione dopo aver fatto naturalmente l'adozione e aver ricevuto i vari pareri. Mi preme solo sottolineare una cosa. Ho letto alcuni articoli sul giornale sul fatto che si va a vendere un'area verde. È corretto dire che è un'area verde, però c'è da chiarire che si tratta di un verde di rispetto alberato su viabilità di progetto, cioè è un verde che è obbligato ad essere realizzato se c'è una viabilità. Se non c'è la viabilità non c'è neanche il verde. In pratica, se io faccio una strada ci devo pensare di fare degli alberi ai lati della strada, e quello è la porzione di verde. Se voi adesso andate in quell'area industriale che tutti noi conosciamo perché si trova poco prima dell'ecocentro comunale, quell'area non può essere naturalmente giudicata area verde perché come sappiamo tutti è compromessa da molto tempo. Ci tenevo a questa precisazione, altrimenti magari ci possono essere dei fraintendimenti. Lascerei invece la parola alla dirigente dell'architetto Maddalosso per illustrare il resto della delibera. Grazie. Prova. Ecco. Buonasera, stiamo parlando della variante 2 al piano degli interventi per la riclassificazione urbanistica di un'area in zona industriale a San Giacomo di Veglia, tra la linea ferroviaria e la futura viabilità di accesso del sottopasso di Via Callarga. La variante viene fatta ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 11 del 2010, articolo 18, sempre della legge 11 ma del 2004. La variante è stata adottata con delibera di Consiglio Comunale a maggio e prima ancora è stata inserita l'area oggetto di interesse della variante, è stata inserita nel piano delle alienazioni con la delibera di Consiglio Comunale 61 del 30/12/24 ai fini della sua valorizzazione, prevedendone appunto la variante. La variante è stata, dopo l'adozione, è stata pubblicata all'albo e nei successivi 30 giorni non sono pervenute osservazioni. Vorrei scorrere velocemente gli elaborati tecnici che la evidenziano e successivamente i pareri. Allora, l'area di interesse è proprio tra Via Callarga, la strada, l'attuale Via Callarga e la linea ferroviaria. Interessa tra l'altro interessa anche la futura realizzazione del sottopasso ed è stato inserito appunto nella cartografia della variante il perimetro esterno della viabilità di progetto come risultante dal documento preliminare alla progettazione, dove sono state appunto inserite la viabilità e tutte le aree verdi e le fasce di progetto, compresa quindi anche la rotatoria che nell'ipotesi progettuale dovrebbe essere realizzata e ricade anch'essa nell'area di proprietà, in parte
l'area di proprietà comunale è appunto quella relativa ai mappali 656, non so se vedete, questa, praticamente la parte, tutta questa, se vedete il mouse, tutta la parte che va dalle attuali strade fino alla ferrovia. In questa indicazione noi abbiamo due ambiti, uno è appunto quello della futura area dove ricadrà la viabilità del sottopasso e l'area oggetto di variante urbanistica vera e propria classificata come D7 scalo ferroviario e area a verde di rispetto stradale. E la variante consiste appunto nella modifica di queste due zonizzazioni in zona produttiva D2, zone produttive di completamento, e con le indicazioni specifiche previste per la zona produttiva di cui all'articolo 58 delle norme tecniche di attuazione. Ecco, in questo disegno vediamo appunto la sovrapposizione tra la zona ferroviaria, la D7 scalo ferroviario, e l'area a verde di rispetto stradale, che era questa qui. Questa linea che vedete, questa era praticamente l'indicazione di massima di quella che era il sottopasso. A seguito appunto del documento preliminare alla progettazione è stato indicato con l'esattezza individuata dal documento la nuova area stradale. L'area, possiamo ritornare nella delibera, l'area quindi a seguito dell'adozione è stata riclassificata in zona D2, zona produttiva, e ne sono stati acquisiti i pareri. I pareri che tutti favorevoli e uno con una limitazione. Abbiamo acquisito quindi il parere della compatibilità idraulica favorevole, del genio civile, della compatibilità sismica favorevole, sempre del genio civile, assumendo però anche le indicazioni date, indicazioni e prescrizioni date dalla Regione e dalla Difesa del Suolo, che sostanzialmente dicono quanto segue. In fase esecutiva, quindi passando da una zona di 7, una zona verde di rispetto stradale, a una zona produttiva, ne è prevista l'edificazione. Quindi nella fase esecutiva di edificazione tutti gli interventi previsti dalla variante è necessaria la predisposizione di opportune verifiche, con particolare attenzione alla determinazione dei parametri sismici necessari alla progettazione. Sostanzialmente, essendo una zona sismica attenzionata appunto per il rischio sismico e a seguito anche delle valutazioni geologiche, dovrà essere attentamente valutata prima della sua edificazione. Quindi la variante come proposta, sì, se ne propone l'approvazione. Io avrei finito. Grazie, architetto. Se l'assessore non ha ulteriori precisazioni, posso dichiarare aperta la discussione. Non vedo richieste di intervento, o sì, ecco arriva il consigliere Darè. Su quest'area, no? Perché è chiaro il sottopasso che a noi è cara, a qualcun altro un po' meno, parlo con l'assessore De Antoni, ma insomma ci siamo confrontati più volte
io spero che comunque tutta questa variante non vada a intaccare la capacità, diciamo, di costruzione. Ci sarà lei, ci sarò io, non ci saremo nessuno dei due, ma dobbiamo, cioè, lei capisce, a me va bene quando viene sacrificato per aree lavorative anche il verde pubblico. Siamo fortunatamente su un comune con 83 km quadrati e di verde ne abbiamo, se qualcuno lo vuole può camminare in mezzo al verde per ore, perché lo sviluppo dall'altra parte della zona industriale, secondo me, fa parte della progettualità non di chi è in maggioranza, non di chi è in opposizione, ma fa parte di tutti noi. E questo è il mio pensiero su questa variante. Io voterò a favore di questo, però questo è un punto strategico, c'è una ferrovia, può darsi che magari non serva se quella ferrovia lì, però l'hanno elettrificata fino a Belluno, probabilmente qualcosa si farà e spero si continui a fare, anche perché insomma, le zone di montagna vanno valorizzate anche con il trasporto pubblico. Quindi grazie. Grazie consigliere Darè. Invito a prenotarsi se avete qualcuno vuole intervenire. Allora ridò la parola all'assessore Dus. Sì, era per dare delle precisazioni a quanto giustamente ha chiesto il consigliere Darè, e che sono state anche le nostre di preoccupazioni, quindi quelle di tutelare un'eventuale previsione di realizzazione di un eventuale sottopasso, che sappiamo che ad oggi ha i costi che ha, però essendo un'area strategica e anche un'opera strategica comunque, quell'area lì viene fatta la variante per questioni urbanistiche e per uniformare dal punto di vista urbanistico, ma naturalmente rimane fuori da qualsiasi altro ragionamento, ecco, futuro, perché va tutelata quell'area lì. Grazie. Mi sembra che non ci siano altri interventi, quindi dichiaro chiusa la discussione. Se ci sono dichiarazioni di voto, prego, prenotatevi. Non vedo nessuna dichiarazione di voto, quindi passiamo alla votazione. La votazione è aperta, prego consiglieri. Bene, Toffoli, il consigliere Toffoli ha votato, Uliana ha votato e Natale ha votato. Quindi chiudo la votazione. Allora vediamo se riusciamo a vedere nel monitor. Qui è partito, ok. Allora ci sono i voti favorevoli, un contrario e 2 astenuti. Chiudo la votazione. La delibera è approvata con 11 voti favorevoli, 2 astenuti e un contrario. Abbiamo l'immediata esecutività. Non serve, molto bene.
E allora passiamo al punto numero 4. Esame e approvazione della Convenzione per l'esercizio della funzione fondamentale, attività in ambito intercomunale di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi tra i comuni di Cappella Maggiore, Cisoni Valmarino, Cordignano, Fregona, Follina, Miane, Revine Lago, Tarzo, Sarmere, Valdobbiadene, Vidor, Vittorio Veneto e l'Unione Montana Prealpi Trevigiane. Illustra la delibera il sindaco. Grazie e buonasera a tutti. Allora, io illustro la delibera del Consiglio, dopodiché cederò la parola al comandante Camerin che farà l'illustrazione della convenzione. Comandante, va bene? Sì. E dopodiché l'altro punto lo affronteremo a seguire, che il punto successivo è direttamente collegato al piano appunto intercomunale, all'approvazione del piano di protezione civile intercomunale dell'Unione Montana, ma è un punto successivo. Allora, per quanto riguarda questa delibera, allora, visto il decreto legge 6 luglio 2012 numero 95, convertito in legge 135 2012, ad oggetto disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, in particolare l'articolo 19 relativo alla disciplina delle funzioni fondamentali dei comuni e alla modalità di esercizio associato di funzioni e servizi comunali, visto il disegno legge 267-2000, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, visto il decreto legislativo 1 del 2 gennaio 2018, codice della protezione civile, vista la legge regionale 13, 1 giugno 2022, disciplina delle attività della protezione civile, visto l'articolo 5 dello Statuto dell'Unione Montana, che prevede la possibilità di conferimento diretto delle funzioni a tale ente sulla base di atti delle obiettivi specifici di affidamento, considerato che questo Consiglio Comunale in data numero 14 del 29/4/21 aveva approvato una delibera e relativa convenzione tra i comuni che fanno parte dell'Unione Montana Prealpi Trevigiane e l'Unione Montana stessa, con delega allo svolgimento delle funzioni fondamentali, cioè di attività in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi. Preso atto che volendo mantenere la gestione in forma associata, si rende necessario rivedere la convenzione in essere che avevamo già votato tra l'Unione Montana e i comuni associati. Noi questa sera andiamo ad votare una nuova convenzione, alla modifica della convenzione, per appunto lo svolgimento in maniera associata e coordinata dell'organizzazione e la gestione delle funzioni e della protezione civile e in particolar modo per l'utilizzo più razionale e ottimale delle risorse umane, del volontariato, dei mezzi e delle attrezzature a disposizione. Quindi tutto questo per dire appunto che alcune funzioni verranno in caso di attivazione, poi il comandante adesso ce lo spiega, del COI, delegate all'Unione Montana. Questa sera qui con noi doveva esserci anche il presidente Fregonese, ma è impegnato nel Consiglio Comunale di Miane perché in contemporanea nei vari consigli comunali stanno approvando questa convenzione e comunque questa sera appunto non ci sarà, però insomma abbiamo prima il comandante Camerin che ci illustrerà la convenzione e dopodiché l'ingegner Omar Grando, responsabile della protezione civile dell'Unione Montana, che ci illustrerà il piano intercomunale della protezione civile. Cedo la parola al comandante, grazie. Grazie. Comandante. Buonasera.
La convenzione sostanzialmente si basa sulla convenzione che era già stata approvata nel 2021, con la quale il Comune di Vittorio Veneto e altri 9 comuni avevano trasferito la funzione di protezione civile all'Unione Montana delle Prealpi Trevigiane. Rispetto alla convenzione precedente, oggi con questa convenzione si aggiungono anche i comuni di Valdobbiadene e di Vidor. Le finalità della Convenzione sono quelle di promuovere un'azione a livello di protezione civile, a livello territoriale, esteso a tutti i 12 comuni che partecipano alla Convenzione, un migliore modo di coordinare e gestire le risorse dei comuni proprio per lo svolgimento di questa funzione. Si parte dalla fase di previsione, prevenzione, intervento nel momento dell'emergenza e poi anche nel post-emergenza per il ritorno alla normalità. Lo scopo è quello appunto di impiegare in maniera ottimale le risorse disponibili sul territorio, cercando di operare in maniera efficiente ed efficace. Queste sono le differenze fondamentali tra quella che era la Convenzione del 2021 e quella attuale. Le differenze non sono molte, però sono sostanziali. La prima cosa è che è stata introdotta una data di scadenza della Convenzione, mentre la precedente prevedeva una scadenza a tempo indeterminato pari alla vita dell'Unione Montana, oggi è stata inserita una scadenza precisa per rispondere a un'esigenza prospettata dalla Regione Veneto. La Regione eroga contributi solo per convenzioni che abbiano una durata superiore ai 5 anni. Quindi una durata indeterminata non soddisfaceva questo requisito. È stata anche modificata la denominazione, non si parla genericamente dei servizi di protezione civile, ma gestione associata della funzione di pianificazione di protezione civile e coordinamento dei primi soccorsi, proprio è una definizione formale che va a rispondere a quello che è previsto dalla normativa. La precedente convenzione già prevedeva che il piano intercomunale fosse redatto seguendo le linee guida regionali e nazionali, sia in formato cartaceo sia in formato digitale, secondo lo standard GIS. E in particolare la Regione prevede l'utilizzo del programma QGIS, che è un programma aperto e gratuito. Pertanto in questa convenzione si è andato a specificare meglio l'impegno ad adottare, a essere coerenti con le linee guida. Sia la precedente convenzione sia l'attuale, ma lo ha specificato in maniera più precisa, più dettagliata, prevedeva che il trasferimento della funzione di protezione civile non avvenisse in maniera one shot, in un colpo solo, ma seguisse un percorso graduale che tenesse conto delle difficoltà e delle esigenze per poter rispondere in maniera adeguata agli vari impegni che ci si assume a livello di protezione civile. E una cosa che è stata introdotta in questa nuova convenzione è la conferenza dei sindaci, che vanno ad affiancare il Presidente dell'Unione Montana e costituiscono, insieme al Presidente, il coordinamento politico strutturato per tutti i comuni, cioè insieme i sindaci e il Presidente dell'Unione Montana nel momento dell'emergenza dovrebbero coordinarsi, definire le priorità e i tipi di intervento da attuare. Un'altra novità è quella di individuare il responsabile intercomunale di protezione civile, che viene nominato dal Presidente, una figura che prima non c'era perché non era neanche prevista dalla norma. Questa figura viene introdotta dalla legge regionale del 2022 e per cui viene introdotta questa nuova figura che è di supporto all'attività svolta dall'Unione Montana e di coordinamento con i responsabili comunali, e il ruolo nello specifico viene definito meglio all'interno del piano intercomunale. Nella Convenzione viene solo prevista questo tipo di figura. L'Unione diventa con questa nuova Convenzione proprio l'ente di referente unico per quello che riguarda la pianificazione della protezione civile. Quindi c'è
una maggiore chiarezza su quelle che sono le responsabilità che vengono addossate all'Unione Montana. Una delle cose fondamentali che vengono trasferite all'Unione Montana è proprio la gestione e il coordinamento del volontariato e dei mezzi. Nella convenzione precedente l'indicazione era alquanto generica, anche in questo caso si è andati a precisare e a rafforzare quelle che sono le capacità di intervento dell'Unione Montana in tema di volontariato. La finalità naturalmente è sempre quella di garantire la maggiore omogeneità operativa tra i gruppi diversamente dislocati nel territorio. E una cosa che devo aggiungere rispetto alla proposta di delibera, c'è bisogno di fare una modifica perché nella proposta di convenzione non è stato previsto l'annullamento e la revoca della precedente. Quindi per evitare che ci siano due convenzioni che potrebbero essere parzialmente in contrasto tra di loro, si propone anche l'annullamento e la revoca della precedente. Grazie Comandante. Ora posso dichiarare aperta la discussione. Chiede la parola il consigliere Giovanni Braido, prego. No, volevo solo chiedere per curiosità, anche perché probabilmente sono ignorante in materia. Vedo sostanzialmente che il comune più importante è il comune di Vittorio Veneto, tra tutti i comuni, no? E mi chiedevo sostanzialmente sia come titolo di contributo che viene messo participativo per questa convenzione, sia per quello che riguarda i mezzi, sia per quello che riguarda la logistica, sia per quello che riguarda il personale, penso, forse in maniera presuntuosa, che Vittorio sia sostanzialmente il comune che più dà a questa convenzione. E quindi volevo anche capire, sia in termini di contributo che versa o che non versa, sia in termini di mezzi che dà o che non dà, io avrei visto, per una forma di autorevolezza, diciamo così, che Vittorio Veneto fosse un po' capostipite all'interno di questa convenzione, nel senso che credo che, salvo ovviamente il principio solidaristico, è chiaro che se succede qualcosa io credo, ho la presunzione di credere che bene o male i mezzi, la logistica, il personale, l'aspetto economico venga dal comune di Vittorio Veneto. Quindi secondo me sarebbe stato bene anche un po' come dire, specificare questa posizione di Vittorio Veneto rispetto a comuni di 3.000 abitanti, insomma, perché non credo che è un po' come l'Unione Europea, diciamo, no? Dove ci sono 27 paesi, ma 2 o 3 tirano e ricevono anche, gli altri sono un po', come dire, seguono la linea, quindi è questa la mia domanda, cioè Vittorio Veneto sostanzialmente all'interno di questa convenzione ha una posizione preminente, ma non perché voglio che sia preminente, lo chiedo visto il numero di abitanti, visto il numero di mezzi, visto la logistica, tutto quello che dicevo prima rispetto a questi altri comuni. È proprio una domanda di curiosità. Grazie consigliere. Non vedo altre prenotazioni. Sì, provo a rispondere io, magari con l'integrazione da parte del comandante Do. Ah no, scusi consigliere Carnelos, prego, perché sennò... No. Volevo se si dava lettura Aspetta. dell'integrazione in modo da sapere cosa votiamo. A meno che non sia stata inserita. Ecco, era quello proprio.
un formalismo giuridico. Va bene. Sì, allora tornando un attimo alla questione, perché giustamente voglio dire si parla ben poco di protezione civile e anzi questo lavoro che sta facendo l'Unione Montana e che poi a seguire faremo anche come comune nell'aggiornamento del piano comunale di protezione civile ci dà il là per affrontare questo tema in modo più strutturato, oserei dire, e un po' più organico, perché c'è molto da fare sia nella parte di informazione verso i cittadini che nella parte dell'organizzazione. Quindi è un percorso che è in essere e in divenire e su questo dobbiamo impegnarci tantissimo perché poi quando succedono calamità importanti dobbiamo essere pronti ad intervenire. Per quanto riguarda il ragionamento che fa lei, consigliere, mi sento di dire che non c'è un comune capofila in questa questione. Però per quanto riguarda ad esempio la questione dei volontari, allora il nostro comune si avvale di 2 associazioni di volontari che hanno firmato la convenzione con il nostro comune, che sono l'AVAB e la Prealpi Soccorso. Dopodiché ci sono comuni che hanno altre associazioni di volontari, mi viene in mente la zona di Cappella Maggiore, Fregona e Sarmede, che è un gruppo gruppo protezione civile comunale, in cui ci sono dei volontari organizzati. Poi c'è il comune di Cordignano che ha un gruppo ANA di protezione civile, un gruppo alpini. Poi c'è il comune di Revine che ha altri gruppi di volontari. Poi ci sono i comuni di Valdobbiadene e Vidor che hanno altri gruppi. Quindi diciamo che l'aspetto dei volontari sono ben distribuiti. Per quanto riguarda i mezzi, si andrà un attimo che sono direttamente collegati alle associazioni, perché tendenzialmente vengono utilizzati mezzi che sono in dotazione ai vari gruppi di volontariato e poco o ben poco ancora dei mezzi in capo ai comuni. E per quanto riguarda la parte pratica, succederebbe questo, in parole povere. Allora, che qualora ci fosse un'emergenza nella zona, ad esempio di Vidor, prendiamo un caso limite, nella zona insomma ovest della Pedemontana e ci fosse un'emergenza là e venisse attivato appunto il COI, quindi l'Unione Montana attivasse la protezione civile congiunta, nel qual caso non ci fossero grossi problemi nelle nostre zone, ecco che i volontari andrebbero ad supportare ed aiutare le altre zone un po' più compromesse. Quindi si tratta, questa questione appunto non vede tra virgolette i comuni capofila perché sono tutti diciamo che dovrebbero sostenersi e coordinarsi tra di loro. È un po' questa l'idea che si sta portando avanti e nel tentativo appunto di aiutarsi tra comuni e quanto. Per quanto riguarda invece poi la sede adesso momentaneamente viene allocata presso l'Unione Montana, momentaneamente, dopodiché molto probabilmente noi abbiamo anche una disponibilità di sede presso forse il comando dei Vigili del Fuoco, dove insomma il Comune di Vittorio Veneto ha a disposizione una stanza abbastanza grande, quindi sotto questo profilo qua rimane appunto per quanto riguarda insomma questo. Dopo magari alcuni aspetti organizzativi potremmo anche affrontarli quando l'ingegner Grando presenterà il piano. Ecco. Questo, se comandante se vuole aggiungere. Contributo, attualmente non sono previsti contributi, spese sono tutte legate a fondi regionali per quanto riguarda la pianificazione, il piano. Attualmente non sono previsti contributi ulteriori rispetto a quello che noi il contributo ordinario dell'Unione Montana mi sembra che noi siamo sui 20.000, adesso non vorrei dire, Vittorio Veneto paga sui 20.000 euro, su per giù 18.000 euro all'anno di contributo. Sì, adesso lo sarò più precisa la prossima volta, in base alla proporzione della popolazione. In base alla popolazione, sì, certo. Al numero di abitanti, sì. Siamo sui 18, non mi ricordo bene. Vero, Graziano? Sì. È un valore per abitante, non ricordo quando è. Era la proporzione.
e che dovevi anche organizzarle e quindi essere riconosciuto. Allora, vediamo se ci sono altri interventi. Doveva integrare qualcosa il comandante? No. Questa sostituisce la precedente. Ma Come formula? come è formulato questo? Non si sa cosa si prova. Vi trovate in difficoltà Ci sarà un punto nel quale viene definito che la presente approvazione abroga la precedente, semplicemente. Viene abrogata. Sì, io capisco, ma dobbiamo formularla noi adesso, se no? Se no non si approviamo adesso. Compra la presente approvazione si intende revocata e o annullata la precedente libera numero di sappia. No, è un'integrazione. Allora adesso il segretario prende nota, non è un emendamento ma è un'integrazione, quindi noi... Sì, voleva... Bene, allora non ci sono altri interventi? Visto che abbiamo una sede importante dei Vigili del Fuoco, credo che questa sia la sede anche ideale per coordinare, diciamo, tutte le protezioni civili che abbiamo in giro cioè della comunità montana. Quindi cercare la soluzione eventualmente di momenti di emergenza, di utilizzare quell'area, perché insomma la caserma è grande, quindi sindaco o assessori, cioè cercare ma potremmo portarla anche noi, scusa consigliere Carnelos, che siamo in comunità montana, spiegare che quell'area dei Vigili del Fuoco è un'area che è perfettamente fruibile, ma soprattutto ha il collegamento diretto con i Vigili del Fuoco, perché sulle emergenze i primi a partire sono i Vigili del Fuoco. Grazie. No, al consigliere Darè volevo dire sì, ottima l'osservazione. Allora, dentro alla caserma dei Vigili del Fuoco appunto era stato predisposto questa stanza, questo spazio. Sì, esatto, al COI. No, ma no, vabbè, ok. Va bene, no. Comunque esiste la stanza, infatti è quella che è stata intravista per attuare e predisporre il COI, quindi tutte le funzioni all'interno di quello spazio. Dopodiché esiste anche tutta un'area
dietro dei vigili del fuoco, dove in caso di emergenza arrivano le unità di crisi però dei vigili del fuoco nazionale, quindi anche là andrebbe infrastrutturata, perché appunto anche quella sarebbe un'area. Comunque sono d'accordo sul discorso del coordinamento che può rimanere là, sì, certo. Ecco. Mi sembra che non ci siano altri interventi, quindi posso dichiarare chiusa la discussione. Apro la votazione. Il voto. Gatto io, scusi. Età, a volte. No, per quello che riguarda la dichiarazione di voto, come ho detto prima, salvo il principio solidaristico in cui ovviamente quando si tratta di intervenire si interviene, però anche visto il contributo che noi come Comune diamo, nel senso che poi, ribadisco, vedendo che ci sono 15 comuni, che l'unico comune, adesso mi pare Valdobbiadene, ne ha 10.000, ma comunque è quello che dà di più, cioè secondo me dà il 90-95% rispetto agli altri comuni, secondo me meriterebbe quantomeno di essere il principale personaggio o protagonista, ma non perché deve essere protagonista, perché, ribadisco, ha i mezzi, ha i soldi e ha il personale. Per cui questa è una convenzione che secondo me doveva essere un attimino più pro Vittorio, nel senso essere un po' più specifica, pur essendo una convenzione tra tot comuni e la comunità montana, ribadisco, cioè il comune di Vittorio Veneto è il comune di Vittorio Veneto. Incominciamo ad essere un po' più autorevoli anche su questo, per cui il mio voto sarà di astensione. Bene, allora adesso passo alla votazione. Prego. La delibera è approvata con voti favorevoli 12 e astenuti 2. Adesso votiamo l'immediata esecutività. Bene, hanno votato tutti, chiudo la votazione. Punto numero 4. Al punto numero 5, delibera approvazione del piano di protezione civile intercomunale e dell'Unione Montana Prealpi Trevigiane. Illustra il sindaco. Sì, allora qui diamo seguito appunto a quello che è stato appena detto, quindi noi andiamo ad illustrare il piano di protezione civile intercomunale
dell'Unione Montane Prealpi Trevigiane, lo illustra l'ingegner Omar Grando che è responsabile della protezione civile intercomunale dell'Unione Montana, quindi è un ingegnere che anche lavora qui nel nostro comune, quindi c'è la centralità anche di Vittorio Veneto in questo, quindi ingegnere, a lei la parola. Grazie. Sì. Buonasera. No, allora magari mi ricollego subito magari alle due osservazioni, intanto che quella di spostare il COI dai vigili del fuoco, ma è un'osservazione corretta, però vorrei precisare che appunto il piano non è che il piano di protezione civile intercomunale sia il punto d'arrivo, è solo la base su cui poi continuare. Cioè, tanto è la norma stessa che prevede... Sì, no, certo, ma anche perché volevo dire, se il piano non è punto d'arrivo, ma è solo una base su cui poi continuare, quindi sarà sicuramente soggetto a revisioni, ad aggiornamenti, a correzioni. Anche perché al momento è stata individuata la sede dell'Unione Montana, ma tra l'altro la sede dell'Unione Montana non ha neanche caratteristiche antisismiche adeguate, quindi infatti per la maggior parte delle emergenze il COI avrà sede all'interno dell'Unione, nell'evento dell'evento sismico, in quel caso la sede è sempre lì, ma sarà all'esterno utilizzando una struttura gonfiabile, quindi sì, capiamo che non è il posto migliore, ma appunto è tutto oggetto di discussione, qualsiasi apporto, e sì, esatto, è tutto in evoluzione, sì. Tra l'altro la struttura di protezione civile intercomunale tra i vari organi prevede anche un comitato tecnico intercomunale, ovvero ogni comune individuerà un tecnico che si rapporterà appunto con l'Unione, e questo comitato rispetto ad altri organi non interviene nell'emergenza, ma è un organo permanente che quindi opererà sempre in situazioni ordinarie, quindi il cosiddetto tempo di pace, e la sua funzione, a parte aiutare nel coordinamento tra l'Unione e i comuni, parte da fare appunto anche da referente, ma la sua funzione è proprio quella di collaborare per apportare aggiornamenti, suggerimenti, modifiche al piano e alla gestione della protezione civile intercomunale. Poi riguardo appunto al discorso delle spese, la convenzione, come quella precedente, non prevede, quantomeno ad oggi, ulteriori oneri per i comuni. Quindi sì, quello che i comuni versano è quello che verserebbero anche indipendentemente dalla protezione civile intercomunale. E fino adesso, per esempio, per la redazione del piano l'Unione si avvalsa di un contributo regionale, e tra l'altro, come diceva prima il comandante, molte modifiche apportate alla Convenzione erano modifiche per adeguare la Convenzione alla normativa sopraggiunta dal 2021, e anche appunto per adeguarsi alle richieste della Regione, perché appunto per poter poi accedere a contributi bisognava adeguarsi in una certa maniera, e soprattutto per accedere a questi contributi regionali i comuni devono associarsi, appunto, quindi unirsi in unione. Adesso, quindi, tralasciando la... Sì, poi per dare qualche altro dato, in questi anni, con i contributi, quindi quelli standard dei comuni, comunque l'Unione qualcosina, poco, è riuscita a fare, speriamo in futuro di più, appunto potendo accedere ai contributi regionali che vengono riconosciuti proprio alle unioni. Perché in questi anni qualcosa è riuscita a fare, perché per esempio tuttora è in piedi un sistema di ponti radio che vengono utilizzati dalla protezione civile. Poi il comandante conosce meglio di me forse questo sistema radio. Anche questo qui andrebbe implementato, perché ad oggi, diciamo a livello di singolo comune, mi pare che il sistema radio funzioni comunque abbastanza bene. A livello intercomunale, quindi tra comuni limitrofi,
già lì mi pare che per via anche della morfologia del territorio magari non riesce a coprire e collegare benissimo. No, nel senso no. Sì, ok. Allora vorrei iniziare facendo vedere ora, in questa mappa si vede allora il perimetro rosso è il perimetro dell'Unione e quindi sarà il perimetro dei territori sui quali verrà applicato il piano intercomunale, mentre il perimetro azzurro è il perimetro dove opera il centro operativo misto. Come si può vedere quindi più o meno siamo in linea, siamo coerenti con quello che esisteva già, che è il centro operativo misto, che per cercare di spiegare brevemente, senza essere lungo, comunque il COI e il COM, che il COM appunto è il centro operativo misto, non ci troviamo con un doppione, perché stesso discorso del COC comunale, COC, COI e COM operano a livelli diversi, vengono attivati quindi per eventi che hanno un'estensione o una gravità diversa. Però era giusto per capire che comunque c'è coerenza tra quello che era già stato previsto prima dalla regione e dalla provincia rispetto a quello che facciamo ora con questo piano intercomunale. Per tornare al discorso di finanziamenti regionali, come dicevo prima, era a fine 22 che era uscito il bando della regione che finanziava l'aggiornamento o la redazione di nuovi piani comunali e intercomunali. Nel 23 l'Unione Montana affidava l'incarico di redazione del piano, poi si sono susseguite una serie di proroghe relative alla scadenza di questo bando, di questo finanziamento, e ora siamo arrivati alla fine perché l'ultima proroga è il 31/12/25, per quello adesso tutti i comuni stanno un po' correndo per approvare il piano, perché ormai siamo agli sgoccioli. Qui non mi dilungo sulla normativa, ecco, l'unica che segnalo, forse più interessante, poi vediamo anche perché, sono due delibere regionali che sono quelle che definiscono le linee guida per la standardizzazione e lo scambio informatico dei dati. Questo perché, poi lo vedremo meglio, ma questo è importante perché il piano è stato redatto appunto seguendo queste linee guida e questo significa che, speriamo non succeda mai, ma nell'eventualità che ci sia un evento calamitoso che per gravità o estensione interessi più comuni e sia ingestibile, non sia gestibile quindi dai comuni dell'Unione, quindi si attivi la protezione civile a livello provinciale o regionale, gli operatori che agiranno sapranno comunque leggere, interpretare e utilizzare il piano perché utilizza simbologie, la modalità di raccogliere e presentare i dati è praticamente la medesima di qualsiasi altro piano. Quindi, per spiegare un po' cos'è questo piano intercomunale, è uno strumento di pianificazione e coordinamento per gestire in modo congiunto le emergenze e i rischi presenti sul territorio. Questo, come diceva prima il comandante, forse non sostituisce il COC e il piano comunale, ma è un'estensione, si può dire così, del piano comunale perché interviene con un approccio sovracomunale. Questo permette una gestione più efficace ed efficiente delle risorse, più efficiente perché permette un coordinamento delle risorse intese sia come mezzi che uomini, evitando che ci siano risorse inutilizzate magari in un comune perché non ha l'emergenza in atto in quel momento e quindi possono essere spostate in altri comuni dove da soli non riescono a sopperire alla necessità. E qui non mi dilungo, ci ripetiamo già su quali sono gli obiettivi, su cosa fa il piano. E
una cosa che già anche questa ha citato il comandante, che è prevista in convenzione, è che il piano viene redatto sia in versione cartacea che informatizzata, e per la versione informatizzata è redatto in un sistema informativo territoriale, un sistema quindi GIS, e in particolare appunto la Regione chiede questo formato QGIS perché è un formato libero, non è proprietario, e questo è un vantaggio perché qualsiasi comune o ente può quindi visualizzare, utilizzare questi dati senza avere l'onere di acquisire software specifici e quindi con problemi anche di compatibilità. Qui c'è l'elenco degli elaborati che compone il piano, ma che qui non mi dilungo, comunque sono documenti analoghi a un piano comunale, c'è la relazione, c'è un documento con le procedure, i protocolli da attuare, c'è l'elenco dei mezzi disponibili, dell'associazione di volontariato, un elenco dei contatti telefonici. Sempre per il discorso della standardizzazione, appunto il piano, seguendo queste linee guida, per fare un esempio, i dati, quindi come vengono raccolti i dati, organizzati e presentati, segue questo standard regionale. Qui è un estratto appunto del sistema informativo territoriale, quindi simbologia e metodo di organizzazione dei dati, segue questo standard cosiddetto Release 2011, e quindi, come dicevo prima, qualsiasi operatore lo prende in mano, riesce, anche senza averlo studiato prima, conoscerlo prima, in tempo abbastanza rapido, capire e trovare i dati di cui ha bisogno. Il piano poi prevede la suddivisione dei rischi in prevedibili e non prevedibili. Chiaramente in base al rischio prevedibile e non prevedibile ci sono dei protocolli, delle procedure da seguire, quindi seguiranno delle fasi di attenzione, preallarme, allarme, emergenza, alle quali seguono delle modalità di attivazione delle varie parti che compongono la struttura di protezione civile intercomunale. Per riassumere un po' quali sono i compiti di questa funzione di protezione civile intercomunale, è la pianificazione e aggiornamento, ovvero appunto lo sviluppo del piano intercomunale e successivamente la verifica periodica della sua adeguatezza e l'aggiornamento, la definizione dei modelli di intervento e il censimento delle risorse e della modalità di utilizzazione delle risorse, il coordinamento istituzionale sia con gli enti locali, intesi come i vari comuni che fanno parte dell'Unione, ma anche con gli enti sovraordinati, quindi le province, le regioni, le associazioni di volontariato. E per la gestione invece operativa, quindi per la parte la gestione dell'emergenza, equivalentemente al comune quando viene attivato il COC, a livello intercomunale verrà attivato il COI, ma poi vedremo la composizione del COI. Altri compiti sono la formazione dei volontari e l'acquisizione di risorse necessarie per gestire le emergenze, perché ad oggi il piano ha il censimento di tutti i mezzi a disposizione delle varie associazioni di volontariato, ma in futuro appunto si spera, potendo accedere a finanziamenti regionali grazie appunto all'unione dei comuni e a questo piano, c'è la speranza appunto di poter anche acquisire nuovi mezzi poi da poter assegnare alle varie associazioni. Infine organizzare le esercitazioni per poter verificare l'adeguatezza del piano, dei protocolli, delle procedure. La struttura di protezione civile dell'Unione è composta da questi organi. C'è l'unità di crisi intercomunale che interviene nell'emergenza, la conferenza dei sindaci, c'è il responsabile di protezione civile e il comitato tecnico intercomunale. L'unità di crisi è un organo politico, istituzionale e tecnico, ha questi tre, diciamo, copre questi tre aspetti perché è composto i suoi membri sono il Presidente dell'Unione, la conferenza dei sindaci e il responsabile intercomunale.
I compiti sono quelli di dare un indirizzo strategico unitario e quindi coordinato, verificare le risorse comuni disponibili e coordinare anche le richieste verso gli enti sovraordinati. Qui non mi dilungo tanto poi su ogni singolo aspetto e la conferenza di sindaci, ma qui, ecco, questi qui invece sono più uno strumento, ecco, di coordinamento invece politico e istituzionale tra i comuni, definiscono le priorità condivise, le istanze comuni da presentare agli enti sovraordinati, così brevemente sintetizzo, do qualche spunto. E il responsabile invece intercomunale, le sue funzioni principali sono quelle del coordinamento operativo delle attività intercomunali, quindi operativo inteso anche appunto nella fase di emergenza, di supervisionare la fase di previsione, prevenzione dei rischi e pianificazione, la gestione operativa dell'emergenza e in particolare avendo su di sé la responsabilità diretta delle funzioni di supporto, le F1, le F5, le F15, per capirsi sono le funzioni di pianificazione, la funzione di materiali e mezzi, la funzione amministrativa, e la funzione F4 che è quella di volontariato, che in raccordo, ecco, con il coordinamento delle associazioni di volontariato è quella che gestisce poi le attivazioni delle varie associazioni di volontariato. Ecco, il Comitato Tecnico Intercomunale ho già, mi pare, accennato prima, ho già detto che è un organo permanente quindi c'è sempre in tempo di pace, e la sua funzione, a parte essere quella da fare da referente con i vari comuni, ma come dicevo prima, collabora per la fase di pianificazione, formula le sue proposte tecniche di miglioramento e aggiornamento del piano. Per quanto riguarda invece le associazioni di volontariato, già oggi ci sono delle convenzioni con le varie associazioni, o quantomeno con alcune. E una volta approvato il piano, in futuro andranno un po' riviste tutte le convenzioni e perfezionate, e anche appunto per essere adeguate al piano e soprattutto alla funzione principale di questo piano, che è quello di coordinare le attività di protezione civile, perché con queste convenzioni, che saranno da definire, ma l'idea è quella che le varie associazioni di volontariato, convenzionandosi, garantiscano un numero minimo di persone e mezzi a disposizione del COI e quindi di questo livello sovracomunale di protezione civile. Questo per evitare che ci troviamo che un'associazione di volontariato venga attivata e spenda tutte le sue risorse, magari in un comune, anche in maniera sovrabbondante, quando magari a distanza di poco tempo ci sia invece bisogno in un altro comune di forze in supporto e di mezzi ulteriori. Sì, qui non mi dilungo su tutti i dettagli tecnici. Ecco, una cosa che magari volevo dire era appunto questo, quindi per un po' sintetizzare, semplificare, per far capire cosa fa il COI rispetto al COC. Quando c'è un'emergenza in un comune, come succede adesso, dopo anche l'approvazione di questo piano, i vari comuni attiveranno come sempre il loro COC, anche perché per legge il sindaco comunale, anche dopo l'approvazione del piano, rimarrà comunque autorità di protezione civile per il territorio comunale. Di conseguenza ogni comune opererà come sempre con il proprio COC. Nell'eventualità che un comune con i propri mezzi non riesca a risolvere l'emergenza, ecco, in quel caso il sindaco richiederà all'Unione Montana supporto intervento, il presidente quindi attiverà il COI, e il COI, attivando le funzioni di supporto, attiverà i volontari, verranno richiesti coordinati i mezzi, appunto anche valutando quindi poi, grazie alla conferenza dei sindaci e coordinandosi con i vari comuni,
si organizzeranno appunto lo spostamento delle risorse in base alle necessità. Beh, ecco, come ultima cosa, quest'anno la Regione ha adottato il documento relativo alla definizione degli ambiti territoriali e organizzativi ottimali. Cercherò di essere breve. Prima avete visto quella cartina dove si vedeva il perimetro dell'Unione Montana e quindi dove sarà operativo il piano intercomunale e il perimetro del centro operativo misto. I centri operativi misti nei prossimi anni dovrebbero essere sostituiti da questi ambiti territoriali. Come dicevo prima, comunque questo non va a annullare il lavoro fatto finora per giungere a questo piano intercomunale, perché intanto a livello di territorio interessato, come si poteva vedere anche da questa carta, si vede che il territorio per la maggior parte si sovrappone a quello del piano intercomunale. Il nuovo ambito, diciamo che rispetto al perimetro dell'Unione, amplia questo perimetro, creando un blocco territoriale più esteso, sì, ma comunque coerente morfologicamente e idrologicamente. Questi ambiti non sostituiscono comunque il piano intercomunale, come non sostituiscono il piano comunale, ma non fanno altro che coordinare su scala superiore l'intervento a livello di protezione civile. Cosa succederà dopo, quando diventeranno operativi? Che il piano intercomunale potrà essere senza grosse difficoltà o trasformato o integrato nel piano d'ambito, quindi potrà essere sarà coordinato con il piano d'ambito. Diciamo che la differenza è che quando un comune non riesce a superare con i propri mezzi a un'emergenza, richiederà l'attivazione del piano intercomunale, del COI, quindi utilizzando il piano intercomunale. Probabilmente il piano d'ambito interverrà per eventi che sicuramente hanno un'estensione magari maggiore, quindi sarà necessario l'intervento a livello provinciale o regionale, quindi per eventi più importanti, anche perché la normativa prevede tre tipi di eventi, che sono quelli denominati A, B e C. Diciamo che il COI interviene sulla tipologia A, dove sono eventi che sono gestibili dai singoli enti o dalle singole amministrazioni competenti, perché già poi quando ci spostiamo sulle tipologie B e C, lì l'intervento è necessario a livello provinciale e regionale, se non addirittura nazionale, quindi siamo su una scala diversa. Poi, come dicevo prima, al momento non mi dilungherei su tanti altri dettagli tecnici. Ringraziamo l'ingegner Grando per l'esauriente esposizione. Ho visto che nel frattempo ci ha raggiunto il presidente della comunità montana, il dottor Fregonese, se vuole accomodare. Sì, volevo innanzitutto do il ben arrivato al presidente dell'Unione Montana, nonché sindaco di Valdobbiadene Luciano Fregonese, e approfitto per ringraziare del lavoro che sta facendo il presidente Fregonese e tutta la giunta dell'Unione Montana. Ricordo che la giunta è formata dai sindaci del comune di Vittorio Veneto, quindi la sottoscritta, Cappella Maggiore, Cordignano e Revine Lago. Ecco, giusto. E tra l'altro i consiglieri delegati di tutti i comuni, nonché i nostri consiglieri Graziano Carnelos e Gian Antonio Darè, che sono presenti in Consiglio dell'Unione Montana. E ripeto, rinnovo i ringraziamenti perché insomma io penso che l'Unione Montana sta portando avanti alcune questioni assai importanti con tutto il discorso dei contributi FOSMIT e quant'altro, e poi questo importante progetto di protezione civile intercomunale. Questo principalmente. Giusto per capire la centralità di Vittorio Veneto, volevo ricordare che proprio ieri si è svolto la fase congressuale regionale di tutte le unioni montane del Veneto, giusto, no? E si è svolta presso l'Unione Montana di Vittorio Veneto, quindi
A proposito di centralità del nostro comune, mi sento di rimarcare questa questione. Dopodiché, un'altra cosa che mi sento di dire, insomma, che noi, tutti i comuni, non solo dell'Unione Montana, della Pedemontana in generale, stiamo lavorando in tanti ambiti in modo unitario e quindi, insomma, ben venga questa collaborazione e siamo molto, molto concentrati su questo. Luciano, non so se tu vuoi intervenire, giusto 2 parole per dire, insomma, poi l'aspetto forse informativo nei confronti dei cittadini non è stato affrontato. Io penso che sia una tematica assai importante, perché questa sera abbiamo appunto così illustrato il piano a grandi linee, c'è tutta la fase di informazione che è forse quella ancora più importante, no? Ti lascio la parola. Aspetta che... Eccoci. Buonasera, saluto sindaco, assessori, consiglieri comunali, grazie per avermi dato la possibilità di essere qui presente. Mi scuso per il ritardo col quale sono arrivato, ma l'ingegnere Omar Grando ha illustrato sicuramente molto bene il piano, poi se non ho capito male il dottor Camerin ha illustrato la convenzione. Sì, sì. Ecco. E ringrazio entrambi e ringrazio anche l'architetto Madalosso perché la collaborazione con l'Unione Montana è fattiva. Ci tengo a dirlo anche in questa sede che l'Unione Montana, avendo pochi dipendenti diretti, insomma, una persona, si avvale attraverso convenzione di collaborazioni tecniche con convenzione col Comune di Vittorio Veneto che sono fondamentali per il funzionamento dell'Unione Montana e l'auspicio è che nel tempo davvero si possa credere alle unioni montane. Ricordiamo tutti la gloriosa, scusatemi se dico addirittura gloriosa, comunità montana che per decenni ha avuto un ruolo fondamentale per lo sviluppo economico-sociale del nostro territorio, soprattutto montano, e quindi se davvero crediamo all'unione dei comuni, è chiaro che possiamo avere tante belle intenzioni, ma senza avere il capitale umano che porta avanti le idee e le volontà politiche e amministrative di un territorio, poco si può fare, ma diciamo si è sopperito in questi anni attraverso le convenzioni principalmente con professionisti che lavorano in Comune di Vittorio Veneto, quindi ci tenevo a ringraziare il Comune per questo, l'amministrazione comunale per questo. Non ho molto da aggiungere rispetto a quanto già detto dall'ingegnere Roma Grando, se non che come il sindaco accennava c'è anche un tempo di pace che è assolutamente importante nella pianificazione e nel mantenimento del piano, di tutte le procedure, delle esercitazioni delle associazioni di volontariato, tant'è che già nella convenzione che avete approvato, che avete approvato prima, una delle modifiche rispetto alla convenzione esistente approvata nel 2021 è proprio nell'oggetto che è definito dalla legge regionale del 2022, non è più una delega di funzione, non è più definita delega di funzione di protezione civile come funzione fondamentale, ma una delega di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi. Questo fa già capire che quando parliamo di protezione civile parliamo di tempo di emergenza, che tutti capiamo cosa significa, ma il tempo di pace, che forse è meno conosciuto, in realtà è quello fondamentale proprio per l'attività che con l'approvazione del piano proposta questa sera darà il via. Domani abbiamo l'ultimo consiglio comunale di 12 comuni a Follina e entro la fine del mese di dicembre avremo il Consiglio dell'Unione Montana che prenderà atto delle approvazioni di tutti i consigli comunali, dopodiché trasmetteremo alla Regione, che ha dato un contributo di 11.000 euro che copre l'80% circa del costo di elaborazione del piano intercomunale, e trasmetteremo alla Prefettura perché è competente per il COM, il Centro Operativo Misto, e poi comunque per tutte le comunicazioni in caso di emergenza,
e alla provincia che ha il compito di validare il piano di protezione civile intercomunale. Quindi al di là di questo aggiungo anche che con decreto del Presidente dell'Unione Montana, con il mio decreto sentita la conferenza dei sindaci, quindi sono state attribuite le funzioni F1, F4, F5, F15 previste nel piano intercomunale, oltre che la nomina a responsabile intercomunale di protezione civile all'ingegnere Omar Grando, che quindi avrà quel ruolo fondamentale nel coordinare sia la fase di emergenza ma anche la fase di pianificazione e sviluppo del piano intercomunale in tempo di pace all'interno del comitato intercomunale, che è composto anche dai tecnici, dai responsabili comunali di protezione civile o comunque da coloro che si occupano dell'aggiornamento e della revisione del piano comunale di protezione civile di ciascuno dei 12 comuni. E ultima cosa molto importante è che questo piano intercomunale, che poi negli anni prossimi potrà anche svilupparsi, potrà incrementare le funzioni delegate, si basa oggi su quello che è stato da tutti riconosciuto il vero patrimonio che le nostre comunità già hanno, che è il patrimonio umano e professionale delle associazioni di volontariato di protezione civile. Attraverso questo piano intercomunale, in caso di attivazione del COI su richiesta del COC comunale, di fatto il responsabile intercomunale, confrontandosi con quelli che saranno individuati come coordinatori delle associazioni di volontariato, daranno la possibilità a tutte e 9 anche a tutte e 9 le associazioni, se necessario, di volontariato di protezione civile, di operare con i propri mezzi e interscambiare i mezzi su tutto il territorio comunale. Questo capiamo bene quanto sia importante per dare supporto nel caso in cui il COC comunale, soprattutto questo per i comuni più piccoli, non riesca ad affrontare l'emergenza o perché di intensità troppo elevata o perché di durata straordinaria. In caso di emergenza, se l'attivazione del COC permette il rientro d'emergenza in qualche ora, in un paio di giorni, è sostenibile. Se il COC rimane aperto per più giorni o settimane, c'è bisogno assolutamente di un supporto anche umano dei volontari. Le associazioni esistenti con le quali esiste già una convenzione con l'Unione Montana, ma che in realtà va aggiornata perché è ancora una convenzione della vecchia comunità montana, quindi va aggiornata per prendere atto anche di questo piano intercomunale. Sono 9. Abbiamo gli alpini ANA di protezione civile di Valdobbiadene di Vittorio Veneto, gli AVAB Valdobbiadene Vittorio Veneto, AVAB Valdobbiadene, AVAB Vittorio Veneto, AVAB Valsana, AVAB Revine Lago Tarzo. Poi abbiamo l'Associazione Radioamatori Italiani di Vittorio Veneto, che ha un ruolo molto importante nel mantenimento e poi nel potenziamento attraverso le risorse che i comuni all'interno dell'Unione Montana saranno in grado di attirare con quei finanziamenti di protezione civile per appunto la gestione e lo sviluppo del sistema di ponte radio, che è un altro elemento molto importante del nostro territorio. Non è così scontato che un territorio omogeneo come il nostro sia coperto da un unico sistema ponte radio. Poi abbiamo l'Associazione di Protezione Civile Pedemontana Est e la Prealpi Soccorso. Quindi vedete che anche la tipologia di associazioni, le specializzazioni che queste associazioni hanno, che vanno dal primo soccorso agli interventi per rischio idraulico, incendi boschivi, rischio sismico, è un grande patrimonio. Quindi credo che la volontà che le amministrazioni e i consiglieri dell'Unione Montana hanno avuto nel mettere in rete questo patrimonio attraverso un piano intercomunale di protezione civile sia una scelta molto encomiabile, ecco, scusate se dico così, perché questo comporta anche l'impegno da parte di tutti
nel dotare le associazioni di ulteriori strumenti e attrezzature affinché possano operare ancora, diciamo, in un modo ancora più professionale rispetto a quanto già fanno. Quindi resto a disposizione ovviamente se ci sono domande. Grazie. Grazie Presidente Fregonese. Vedo che c'è una prenotazione della consigliera Bevilacqua. Brevissima, io volevo intanto ringraziare per questa esposizione, ma soprattutto perché da questa esposizione si è capito tutto il lavoro che c'è dietro, che è assolutamente importante. Quello che voglio sottolineare, la sindaca l'ha detto, ma che non sfugga, è che tutto questo, tutta questa struttura deve arrivare poi a valle rapidamente, no? Alla gente, quindi come dire, non lesinate sforzi nei limiti del possibile per arrivare ai bambini, per andare a parlare all'Università degli Anziani, qualunque. L'abitudine, nel mio posto di lavoro si insiste molto sull'abitudine a sapere cosa fare, no? In caso di emergenza, come qualcosa che viene veloce e automatica. Quindi tutte quelle buone pratiche anche della nostra vita, che quel vaso di cristallo che pesa 1 tonnellata, no? Deve stare nel riquadro più basso, non in cima, perché questo può fare la differenza, che la libreria va fissata, no? Ognuno deve essere responsabile della propria sicurezza, parlo di terremoto, ma insomma così. Un'altra cosa, una piccolissima cosa, qualche anno, un paio di anni fa, è stata fatta la prova della soprintendenza in cattedrale, no? Portate via le opere, per fare una prova, una giornata di lavoro con tutte le forze possibili, e questo mi suggerisce proprio di porre attenzione, certo le persone prima di tutto, ma poi anche i nostri beni culturali. Nel caso di una vaia che scoperchia la chiesetta bisogna sapere agire, quale persona deve agire in quel momento, cosa deve fare per limitare i danni, perché è vero, le persone sono importanti, però anche queste cose poi diventano identitarie, quindi insomma sono cose importanti anche queste. E comunque ecco, soprattutto l'arrivare alla gente che impari a comportarsi correttamente. Grazie. Grazie consigliere Bevilacqua. Do la parola al consigliere Carnelos. In via preliminare volevo ringraziare il Presidente dell'Unione Montana per la sua presenza e per il lavoro che svolge nei confronti di questa istituzione. Mi dispiace che il consigliere Braido abbia dovuto andare via, ma siccome sono un consigliere dell'Unione Montana, volevo rassicurare i miei colleghi consiglieri sul fatto che, a prescindere dalla entità o grandezza dei vari comuni, non è che esista una primazia all'interno dell'Unione. Ciò detto, volevo sempre rassicurare i consiglieri sul fatto che il ruolo di Vittorio Veneto è sempre stato riconosciuto all'interno dell'Unione Montana, tanto per sottolineare quello che ha già detto il sindaco è nel Consiglio e non ho ricordi di consigli prima della Comunità Montana e poi dell'Unione Montana che non abbia visto Vittorio Veneto sempre con un membro in giunta, mentre invece tanti altri comuni ovviamente non lo erano. Seconda considerazione sul ruolo di Vittorio Veneto. Tutti noi sappiamo che nei 5 anni precedenti un ottimo presidente della Unione Montana è stata una vittoriese. Questa tornata tocca al secondo comune più grande dell'Unione Montana, che è Valdobbiadene, e quindi credo che sono stati presidenti dell'Unione Montana anche componenti degli altri piccoli comuni, e questo credo sia la prova provata del fatto che vi è davvero una collaborazione ed un'unione di intenti all'interno dell'istituzione. Terza questione, negli assunti del collega o le preoccupazioni sotto il profilo di tipo finanziario, siccome va portata
la situazione è esattamente com'è, il Comune di Vittorio Veneto contribuisce alla pari di tutti gli altri comuni in base al numero di abitanti. Quindi certamente non dà il 90%, non so quanti abitanti, non ho in mente adesso, ma dovrebbe essere circa 90.000, mi pare, gli abitanti della Unione Montana, quindi Vittorio Veneto contribuisce per un terzo, perché è un terzo della popolazione. Quarto e ultimo punto, l'attenzione alla importanza di Vittorio Veneto va verificata e accertata, e chiunque lo fa troverà che questo sussiste, è il fatto che in Unione Montana le scelte anche proprio poi di allocazione delle poche purtroppo risorse che l'Unione Montana ha, in realtà c'è una ponderazione in modo tale che vi sia un'equa distribuzione all'interno di tutti i comuni partecipanti. Credo che darei immediato sul fatto che questo almeno è sempre esistito. E da ultimo, in Unione Montana c'è un consiglio che è espressione dei cittadini e dei singoli consigli comunali, e assicuro che tutti i consiglieri hanno, nel momento in cui svolgono la loro funzione, una visione globale della collettività intera dell'Unione Montana, e poi è evidente che siccome sono i portatori degli interessi della città o del comune che li ha ivi delegati, hanno l'attenzione di esercitare con onore ed equità la loro funzione. Grazie. Grazie consigliere. Bene, mi sembra che abbiamo approfondito il punto, dibattuto nel modo adeguato, quindi se non ci sono altre richieste, se ci sono dichiarazioni di voto, altrimenti io chiudo la discussione. E apro la votazione. Consiglieri, votate. La delibera è approvata con 12 favorevoli. Adesso votiamo l'immediata esecutività. Riproviamo un attimo, chiudo la votazione e riproviamo. Prima aveva funzionato.
Perfetto, chiudo la votazione. Tutti favorevoli 12, chiudo il punto numero 5 e chiudo anche il Consiglio Comunale. Ringrazio tutti, arrivederci alla prossima.